Avevano detto no ai richiedenti asilo, eppure se li sono ritrovati in casa. Agna è un borgo di 3.600 abitanti immerso nella campagna padovana. Il sindaco era stato categorico: nessun migrante sul nostro territorio, ma non aveva fatto i conti con la realtà. Il suo paese si trova a 3 km da Cone e a 3 km da Bagnoli, dove di profughi ce ne sono tanti, e come, quasi 2.000, distribuiti nelle 2 ex basi militari. Il paese più vicino dove vengono, che trovano un po' per le ricariche, per i bar, per il supermercato, è solo Agna. Tra l'altro Bagnoli e Cona si prendono 500-600 mila euro e noi solo disagio. Il sindaco si è trovato costretto a modificare e tradurre in arabo anche la cartellonistica del comune. Qualche migrante espletava i propri bisogni fisiologici, chiamiamoli così, in centro paese. Sono stati ribattezzati cartelli anti-pipì. Abbiamo una fontana dove non c'è più l'acqua, perché capitava spesso che si mettessero o a lavarsi i piedi o quant'altro. In paese la rabbia è tanta e così le passeggiate degli anziani di Agna sono diventate un modo per controllare e difendere il territorio, perché qua la gente ha paura. Verso le 6:15 della sera, in compagnia con una mia amica, sono stata importunata da un extracomunitario. Si impadroniscono dei parchi, i giardini dove vanno a giocare anche i bambini, fotografano, cioè non sai le vere intenzioni. E poi non sono profughi, sono clandestini. Quella di Agna, Cona e Bagnoli è una situazione unica nel suo genere in Italia. Nel raggio di 10 km sono ospitati 1.900 migranti a fronte di 10.000 residenti. E questo è un caso nazionale della negligenza prefettizia. Sto vigilando perché la prossima corriere che arriva di migranti mi metto davanti e mi metto in strada. Troppi e stanno male tutti, stanno male loro, stiamo male noi.